che è meglio, perché sono qua con tutti i chili qua che abbiamo messo questi giorni in Sicilia, qui si mangia bene, giusto? Allora io ringrazio tutta la città di Noto perché in effetti abbiamo visto questi giorni una partecipazione qua il presidente, il vostro carissimo presidente, il segretario, il vicepresidente, tutti i vari collaboratori dell'associazione vostra. Io mi presento, sono Mario Giuga, sono il presidente dell'associazione culturale Gruppo Storico Le Maschere di Mario del Settecento Veneziano. Siamo uno dei gruppi che animano il Carnevale di Venezia ogni anno. Avete visto, notato delle foto, delle video prima, e noi abbiamo la peculiarità dei balli storici periodo rococò nel 730 in poi, balli un po' veneziani che si facevano in palazzi che si affacciavano sul Canale Grande, per cui a quei tempi non c'era la discoteca, c'erano i quartetti, e come tale quando c'era festa, carnevale, le famiglie nobili si riunivano con questi quartetti e ballavano, danzavano. Ecco, noi facciamo questa rievocazione storica, la facciamo anche alla Carnevale di Venezia. Lui ha detto 70.000 persone, in effetti i primi anni erano 70, adesso per motivi di sicurezza, voi purtroppo sapete gli ultimi avvenimenti, è diminuito un po' il numero, non sono più 70, adesso si è parlato di 20.000 persone, che comunque sono considerevoli, no? Per motivi di sicurezza, purtroppo attentati, Venezia è diventata, come dire, potrebbe essere purtroppo un punto di riferimento con questi gruppi un po' particolari. E allora il prefetto della città ha detto che sarebbe meglio un po' diminuire un po' le persone. Infatti è diventata una bomboniera la festa di San Marco, e noi quando ogni volta andiamo a fare queste danze diciamo sempre, dico io ai miei collaboratori, siamo fortunati perché danzare nel salotto più bello del mondo non è di tutti i giorni. Certo, dietro c'è tutta una preparazione, ci sono 10 anni, il prossimo anno sono 10 anni che noi partecipiamo al Carnevale di Venezia. Abbiamo iniziato nel 2009 e il prossimo anno, che è il 2019, sono 10 anni. Io ringrazio il vostro presidente che ci ha dato l'opportunità di essere presente alla prossima edizione, che se non erro è la 20ª per quanto riguarda il vostro gruppo, l'associazione, e la 40ª edizione di Monferrata, se non voglio sbagliare. E per cui per noi è un onore essere presenti il prossimo anno. Ovviamente faremo come umile gruppo di Venezia, parteciperà con dei balli storici, con qualche danza. Noi porteremo esattamente, se ce la facciamo, il programma che noi presenteremo il prossimo anno al Carnevale di Venezia, per cui è il nostro piccolo omaggio che facciamo alla città di Noto. A tutti i ringrazio di cuore tutti quanti, e noi saremo nel vostro cuore tutti i giorni perché Noto è una bellissima città. Mio padre buonanima, che era di Noto, lo diceva sempre, e io cerco con questo piccolo omaggio di tornare alla memoria storica sia di Venezia che di Noto, sperando che in futuro ci sia questo grande gemellaggio tra il Carnevale di Venezia e l'Inferno di Noto. Grazie a tutti e buonasera. L'informo è che le Maschere di Mario, corteo di veneziano di Venezia, ecco, tutti gli altri componenti sono del Veneto, però colui che ha mosso i primi passi è originario di Noto, di Siracusa. Il padre era di Noto, lui è nato a Siracusa, quindi è la stessa cosa. Adesso andiamo di là per farci gli auguri, il brindisi, il panettone, mentre il segretario, collaborato da altri, comincia a dare i calendari e i chiamati. Chiaramente ricordo i calendari per adesso, uno ciascuno, uno affigurante, per i cugini, i nipoti eccetera successivamente. Siccome la tipografia ci ha dato poche, diamo l'opportunità ai presenti di avere ognuno il suo calendario. Grazie.